programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo a Conegliano, in piazzale Zoppas, per parlarvi di cosa? Di Farmer Market, di un fenomeno in continua crescita ed evoluzione. E con chi non potevamo non parlare di questi argomenti? Con Veneto Agricoltura, amministratore unico di Veneto Agricoltura, dottor Pizzolato, qui a Conegliano per portare i risultati di un vostro studio. Sì, di una nostra ricerca dove abbiamo analizzato proprio la nascita e l'evento di questi farmer market. Farmer market nel corso di 4-5 anni sono letteralmente esplosi. Da 40 farmer market che abbiamo analizzato essere stabili fino alla fine del 2010, abbiamo individuato altre 30 richieste al Ministero che però sono farmer market già prettamente attivi, per cui un'ottantina di farmer market sicuramente risulteranno alla fine del 2011. Ecco, quante sono coinvolte in Veneto imprese agricole in questi farmer market? Noi abbiamo riscontrato che sono circa 300 produttori con un giro d'affari di 10 milioni all'anno, per cui la possibilità di vendere questo prodotto immediatamente, un risparmio notevolissimo di costo e di passaggi da parte del produttore, ma anche un notevolissimo risparmio da parte del consumatore, dove abbiamo riscontrato anche fino a un 20% di risparmio se certe volte mettiamo in conto anche la benzina, la fonte energetica per potersi recare presso altre entità. Ecco, c'è una classifica provinciale, quali sono le province con più farmer market in Veneto? Da Venezia, dove sono nati, praticamente con 15 farmer market è l'attività principale. Perché Venezia? Perché Venezia aveva soprattutto un settore ortofrutticolo, infatti quasi 50-60% di bancarelle sono dedicate a questo settore, che era molto molto forte. Poi abbiamo le province praticamente di Treviso e di Verona, un po' meno Vicenza, da parte di Rovigo c'è qualcosa in meno. Non abbiamo ancora analizzato completamente la provincia di Belluno, dove ci sono alcuni farmer market, ma effettivamente come omologazione non ce ne sono. Ecco, intanto diciamo che nel vostro sito internet di Veneto Agricoltura ci si può scaricare questa ricerca sui farmer market, che contiene anche tutti gli aspetti normativi, giuridici molto molto interessanti. I farmer market in provincia di Treviso sono 9 ed infine vogliamo chiudere con un appello del Presidente, un appello ai consumatori: leggete le etichette, scegliete con consapevolezza i prodotti che andate a degustare. Quello che sto dicendo da tanto tempo è questo: inutile acquistare per risparmiare i 5-10 centesimi, che so che è importantissimo in questo momento difficile economicamente per tutti, però state ben attenti. Quando a livello nazionale volete controllare un prodotto, quando a livello veneto volete controllare un prodotto, perdete un secondo, 2 di più anche all'interno del supermercato, visto che non avrete sicuramente sotto casa un piccolo farmer market come quello di oggi. Date un'occhiatina al luogo di provenienza, date un'occhiatina all'etichetta, cosa dice. Comprate prodotti sotto casa, comprate prodotti veneti, comprate soprattutto prodotti di aziende che conoscete, che avete visto la pubblicità e che sapete essere sani. In questa maniera porterete non solo qualità sulle vostre tavole, ma anche e soprattutto anche nei confronti eventualmente dei vostri figli, soprattutto sicurezza. Allora, io la ringrazio per questo intervento e per questa anche passione che troviamo nelle sue parole, ed è proprio così. Cos'è un farmer market? Lo abbiamo detto, ma tra poco sentiremo anche i protagonisti, i produttori agricoli. A tra poco. Primo, un piatto deve essere buono, se no non ha senso. Secondo, se possibile anche bello, perché l'occhio vuole la sua parte ed è molto importante avere quella soddisfazione. E terzo, non meno da tutti, deve essere sano, salutare. Sono queste le 3 regole d'oro di Placido Mareso, chef del nuovo ristorante Il Masero, aperto a Silea, vicino al casello autostradale di Treviso Sud. Da un sapiente mix di tradizione trevigiana ed una decennale esperienza in Giappone, è nata la cucina di Placido, pronta a stupire i trevigiani. Nei piatti che io preparo, anziché arricchirli con vari elementi, contrario, io tolgo per lasciare l'essenziale, per lasciare il gusto originale. E questo io amo fare i piatti semplici, puliti, ma di una semplicità che non sia risultato banale, ma sia il percorso di una carriera, di una ricerca che ti porta a questo risultato. Tonno crudo, lavorato sapientemente per diventare un leggero antipasto, pasta fresca fatta da Placido, sono alcuni degli ingredienti di questa nuova proposta, nata da una forte amicizia tra lo chef e l'imprenditore Flavio Sgambaro. L'idea è stata quella di
mettere a frutto qui in terra trevigiana l'esperienza dello chef che ha sviluppato in Giappone. Quindi attraverso quella grande cultura, attraverso quella specifica esperienza, rivedere delle ricette tipiche trevigiane e non solo trevigiane alla luce di una nuova interpretazione. Un ristorante con cucina aperta anche dopo le 22, per dare a tutti la possibilità di godersi i piaceri della tavola anche dopo lo spettacolo, in un ambiente accogliente dove l'anima dello chef si respira anche oltre il menù. La nostra idea è quella di caratterizzare moltissimo questo locale proprio a partire dallo chef. Tutto il locale ha questa impronta, si sente veramente l'anima dello chef in cucina ma anche nell'arredamento. Sentiamo cosa ne pensano gli amici e gli ospiti. Flavio è una persona di passione e di cultura, quindi per lui sarà importante abbinare alla cucina anche la cultura e soprattutto, da quello che mi dice, anche la musica. Credo che Flavio con questa attività sicuramente ci dimostra ancora una volta come un imprenditore deve essere aperto e aver voglia di fare. Gli facciamo tanti auguri e speriamo davvero che sia un bel esempio di ottimismo anche questo esempio di nuova attività imprenditoriale. Ascotrade, società del gruppo Ascopiave, divenuta punto di riferimento del territorio per la fornitura di gas, energia elettrica e pannelli fotovoltaici, è un'azienda di eccellenza della nostra terra e da oltre 50 anni è impegnata nel favorire il progresso economico e sociale della popolazione. Oggi conta oltre 350.000 clienti distribuiti in tutte le regioni del nord Italia, una crescita permessa dai cittadini e dagli imprenditori che hanno riposto in Ascotrade la loro fiducia. Rivolgersi agli sportelli e al call center Ascotrade è facile e comodo. Affidandovi ai nostri operatori locali, competenti e professionali, troverete un servizio adeguato alle vostre esigenze e il personale, pronto a risolvere ogni problema di natura energetica, saprà anche illustrarvi le offerte più vantaggiose. Scegliete Ascotrade, un'azienda del territorio con profonde radici venete che garantisce trasparenza, qualità e risparmio. Per ridurre le spese energetiche utilizzate lampadine a basso consumo. In tal modo ridurrete i consumi di energia elettrica fino a circa l'80% rispetto alle comuni lampadine. E rientriamo in questo studio ideale dedicato ai farmer market, ai mercati, in questo caso i mercati di Campagna Amica, perché siamo ancora all'interno di Coldiretti con Carla Campeol, che saluto, che è presidente dell'associazione Agrimercato, ovvero dell'associazione che riunisce tutte quelle aziende agricole che praticano la vendita diretta. La vendita diretta vi ha cambiato la vita come imprenditori? Sì, ce l'ha cambiata perché, a parte la soddisfazione comunque sia economica che personale, ci ha costretto a guardare avanti, a fare dei progetti, a fare degli investimenti e devo dire con molta soddisfazione. Quello che si dice è direttamente al consumatore per valorizzare i prodotti di casa nostra, quelli a chilometri zero, ma anche la stagionalità, ma anche riportare l'attenzione sulle nostre aziende locali, è questo un po'? Sì, esatto, è proprio questo, far sì che le persone conoscano le realtà contadine e comunque agricole, che ci conoscano, che vengano a trovarci in azienda e che poi, dove poi possiamo mostrare quello che facciamo sia dal punto di vista proprio operativo sia poi la produzione. Ecco, signora, ad esempio la vostra è un'azienda che produce salumi, no? Salumi della tradizione, quindi noi vediamo i salami, le soppresse e qui vediamo alcune particolarità, ad esempio questa straordinaria, la martondela. Sì, la martondella è l'impasto della salsiccia messa nella rete del maiale, sarebbe il peritoneo, quello che riveste i visceri del maiale, che ha la particolarità di essere composta tutta da grasso, da venature di grasso. Un grasso buono, no? Quello che sciogliendosi dà un ottimo... Si scioglie, dà un ottimo sapore, mantiene l'impasto morbido e il risultato è eccezionale. Allora noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora Farmer Market, ancora qui da Conegliano, a tra poco.
Lorenzo Brugnera viene confermato presidente della latteria di Soligo. È questa la novità più importante emersa dall'assemblea dei soci dell'azienda cooperativa trevigiana. Un'azienda che conferma anche un ottimo stato di salute, raggiunto grazie a 3 ingredienti fondamentali: innovazione, tradizione, attenzione al consumatore. Così, in proposito, il presidente Brugnera. La latteria di Soligo si è posta anche il problema di energia alternativa, fotovoltaico, abbassamento di costi di consumi di energia all'interno. Stiamo investendo fortemente su questo per riuscire anche ad avere un prodotto con minore impatto ambientale, perché noi ci riteniamo del territorio, per il consumatore. L'assemblea è stata anche l'occasione per presentare l'ultima delle eccellenze della latteria, ovvero lo stracchino ad alta digeribilità, così salutato dal presidente di Aprolav Terenzio Borga. Oggi hanno presentato un altro prodotto innovativo, lo stracchino senza lattosio, per cui anche qua innovazione, ricerca sono alla base di quello che è il funzionamento della cooperativa. L'augurio è che continuino su questa strada. Innovazione nella tradizione, ingredienti che hanno fatto della Soligo un fulgido esempio di economia locale. Sentiamo il presidente di Altamarca, Alberto Resera. Grande azienda, grandi numeri, però con delle particolarità tali da fare nicchia, da fare prodotti che solo la Soligo fa, quindi io credo che più di questo da un'azienda di questo livello non si possa pretendere. In un settore così frammentato a livello provinciale, la cooperativa latteria di Soligo rappresenta un riferimento e un esempio di come la cooperazione sia una soluzione utile alla crescita del territorio. Credo che la cooperazione serve e la Soligo ha dato dimostrazione di buona gestione e di lungimiranza in quello che è il nostro settore. Un'opinione condivisa dal presidente Brugnera. Qui c'è una catena, il produttore ed il consumatore. Se questi anelli si uniscono, abbiamo successo noi, il produttore e il consumatore, altrimenti se si rompe uno di questi anelli non c'è più successo, è successo per il territorio. E rientriamo allora in questo studio ideale dedicato alla campagna amica, al farmer market, ovvero quei mercati dove sono gli stessi produttori agricoli a vendere i loro prodotti ai consumatori. Abbiamo Nadia Cecchetto di Cessalto, fungicoltrice. Qui abbiamo davvero tantissimi prodotti. Basti pensare che solo sul Pleurotus, che è il classico, ci sono circa una ventina di tipologie, l'estivo, l'invernale, il primaverile, per poi spostarci appunto a varietà completamente diverse. Ecco, qui abbiamo il pioppino. Il pioppino, sì, che è quello che era una volta il fungo di campagna che si trovava nei nostri fossi. Il chiodino è il fungo di montagna, nasce spontaneo, in campagna nasceva il pioppino. E poi abbiamo una novità, questo fungo nuovo che è il shiitake, forma molto simile a un porcino, ricorda nel colore un po' il porcino. È un fungo che è stato introdotto 20 anni fa in micelio dal Giappone, e si è studiato finché si è riuscito a portarlo a una redditività soddisfacente. Il gusto com'è? Gusto molto saporito, è un fungo che io consiglio sempre ai miei clienti per il risotto, per le tagliatelle, per mettere su altri funghi, per fare un mix in modo che abbia un certo sapore, da mettere sulle carni. È un fungo che ha un bel gusto deciso. Io la ringrazio per questa testimonianza, grazie a Nadia Cecchetto. Noi ci fermiamo qui, un piccolo break e poi nella seconda parte ancora testimonianze da questo Farmer Market di Conegliano, tra poco.